formalizza le regole di ingaggio tra gli alpini, la città di Treviso, la comunità, come garantire l'accoglienza positiva per questa marea di penne nere che verrà a invadere i nostri territori e la città in particolare. Si stimano circa 400.000 persone, e garantire anche una buona accoglienza da parte dei trevigiani, quindi il fatto che tutto venga predisposto bene, organizzato in modo come fanno gli alpini, con professionalità. Devo ringraziare anche a nome di tutta la città gli alpini, perché ci lasceranno dei doni molto importanti, metteranno a posto 7 nostre scuole, l'esterno di 7 nostre scuole, metteranno a posto un tratto molto importante di mura, questa è un'opera simbolica soprattutto nel cinquecentenario delle mura cittadine, e metteranno a posto e puliranno il ponte dell'università. Quindi oltre a venire a riempirci la città di gioia per i 3 giorni, daranno anche delle opere tangibili, quindi mi pare una cosa molto positiva per noi. Quindi Treviso darà molto agli alpini, ma riceverà anche qualcosa in cambio. Beh, Treviso darà molto, senz'altro, darà molto come voglia, come accoglienza, come clima, cioè l'accoglienza del 94 la ricordano tutti, la darà come servizi, la darà anche dal punto di vista economico, però ritornerà moltissimo da questa dunata, ritorna moltissimo per il fatto che ci sarà una promozione del territorio grazie agli alpini incredibile, e poi otterremo anche delle opere tangibili, perché dal lunedì al giovedì circa 200 persone, 200 alpini lavoreranno per lasciare un'opera tangibile, e quindi mi pare che sia proprio una festa per tutti questi 3 giorni dal 12 al 14 maggio.